Buonasera a tutti e benchiatas con Novis. Il Covid al torne a fa porre in Friuli, Vignesi e Giulia, le nostre regioni, ha infatti passati il primo livello di pericolo per ciò che riguarda l'incidenza dal virus, arrivante a 581 casi per ogni 100.000 abitanti, con altri 1.000 casi al dì. La regione ha decretato la nascita di una task force che si occuperà di analizzare la situazione degli ospedali di maniera di arrivare a rendenante una d'ogni che altre l'attività di ogni dì con che di emergenze. Ovin gestite 390.000 casi di Covid in regione, alla dite Riccardi, ma l'unico motivo che voi rivinadore di governare passa 1.000 casi a dì è le vaccine, perché stasera Riccardi è un lavoro importante la indenante con le campagne vaccinali. A sono state passe 50 le domande di intervento fatti ai pompieri per agnotte colpe dal bruttimp che l'ha colpito nella regione, massime la zona a sud di Udin e la zona dall'Lusince. La ploiade della Airfuart hanno causato danni come l'enscolas e sottopassi in pleaz di aghe. A Pocciuido gli oms sono restati bloccati con le macchine ferme in mezzo all'aghe di un sottopass e sono stati salvati dai pompieri, sono stati anche in tal Friuli occidentale. Ma la ploia forte non ha come dati il problema dal sec, dal momento che intanto questa la regione è colata anche una gotte di aghe. L'Osmer dalla regione ha sclarito che la ploia non è bastata per tornare in play flums e i torrenti dalla regione, lasciando in pratica compagni di prima la situazione dagli sfaldis sotterranei. E per la settimana che vengono sono prodotti altri plois, mettendo in crisi massime le coltivazioni che hanno bisogno di tante aghe come la blave. Dopo i dams dai dis passati al camp Nomas di via Monteseibusi è stato mettuto un contatore digitale che garantisce la corretta lettura dall'aghe con che di straccianti mo manco l'aghe. La decisione di mettere un contatore è stata chiappata dalla giunta di Udine dopo la scoperta di un consumo di bande di residenza di 100 ml di aghe in par colpe di un us sbagliate, in parte per colpe da distubatori vecchis. Un cittadino rumeno è stato arrestato dopo 14 anni di latitanze appena mettut pit in Italia. L'uomo, in tal 2008 a Trieste, tornando a chiesa di Vore prima dal solito, aveva chiatato la femmina in taliet con la manta, aveva dunque paccato la femmina, l'aveva striscinata per i chiavieri miege crotte in strade e aveva portato via anche 50 euro. Dall'uomo si rimperduti i soldi fino a qualche din da quando è stato arrestato. La polizia locale di Pordenone ha consegnato 7 DASPO urbans a 7 persone di cittadinanze rumene, beccadis più di qualche volta e domanda la carità in maniera insistente e maleducate. Di spessa correva in daura ai vecchi, surmostravano in loro fotografie di persone mutilate o con feriti evidenti, facendo crodica fosse in parenti che avevano bisogno di cure mediche. A ora di messe si metteva in fuori dalle iglesie, spietando le vittime quando gli entravano o in fur di messe. All'estate presentati il NUF plan tarifari dal trasporto pubblico locale dalla regione che attaccherà col prindi lui al NAS il NUF biglietto unico di giornate che si può sdoprare in tutti i servizi urbani di Gorizia, Grau, Monfalcone, Lignan, Pordenone, Trieste e Udin. A sono stati smettuti anche nuove agevolazioni per le famiglie con sconti importanti per i secondi, terzi e quarti abbonamenti familiari. Sono stati quasi 28.000 le persone che hanno emplato sera il stadio di Lignan per biodi il concerto dai Maneskin. La località furlane di Mari ha ospitato la data numero 0 dal tour della band che ha vinto Sanremo e l'Eurovision Song Contest. Pardo Soris, Damiano, Vittoria, Ethan e Thomas hanno fatto ballare e emozionare i loro fans dopo aver vivuto una settimana intere a Lignan. Tanti le possibilità di chiatarsi in spassare con i giovani artisti che hanno anche di oldud la visita di un gruppo di bal di Lignan che si esibiva fuori da stadi.
L'Udin giocherà quintri dal Milan a San Siro la prima partita del prossimo campionato di Ballon di Serie A. I Blancs e Neri giocheranno dunque quintri dei campioni d'Italia in Carget alla settimana dai 13 al 14 di agosto. Un inizio difficile per la squadra del Newfoundland Ador Sottile che si chiederà denante anche diversi altri squadre forti stali primi giornalisti di campionato che stanno al varone polse inusuale di un mese e mezzo entro in novembre e dicembre per via dai mondiali. L'ultima gara il 4 di giugno a Udin, quindi dalla Juventus. E ridotto anche per Usgnot, Niovis tornerà lunedì di sera sempre a Snuf, Mancul Vintie. Mandi e buone serate.